Quinta corsa, cavalli anziani al via. Sono in 8, 1 Upper Trio, Paolo Leoni, 2 Winona Ranch, Carmine Piscuoglio, 3 Tirole Angai, Ferdinando Pisacane, 4 Vincent Trio, Marco Stefani, 5 Ticad, Antonio Di Nardo, 6 Ulassai, Maurizio Cheli. In seconda fila 7 Vita Braid, Elvis Vesichelli, 8 Tempesta Lux, Tommaso Gambino. Rapporto di scuderia tra i numeri 1 e 4. Rinuncia al lancio Ulassai. Stacco della macchina, l'errore di Ticad, è veloce Tirole Angai, attaccato da Vincent Trio. Poi Upper Trio, Numero fase molto 5 calda della prima Ticad curva con squalificato. Tirole Angai che rientra Vincent Trio e si installa al comando sullo stesso. Poi vediamo avanzare al largo, ci sembra Ulassai che riesce a sistemarsi terzo davanti a Upper Trio, intanto 14-2. Quindi in vantaggio il tedesco di Paolo Romanelli con Nando Pisacane in salchi. Arriva al paletto dei 400 metri in 29-9, seguito da Vincent Trio, Ulassai, Upper Trio, poi Winona Ranch, tutti in fila indiana, con in coda Tempesta Lux. Arriviamo al paletto dei 600 metri, passato dal figlio di Varenne in 46 appena abbondante, nessuno fa la prima mossa, si viaggia sul ritmo da 1,15 o poco più. Tirole Angai molto ardente come sempre davanti a Vincent Trio, Ulassai, Upper Trio, Winona Ranch, Vita Bread e al coda Tempesta Lux. 1 minuto e 9 decimi, 14-8 qui davanti alle tribune. Tirole Angai sempre padrone della situazione davanti a Vincent Trio e Ulassai. Arriviamo al chilometro passato in 1.16.3 con 15.4 la curva. Prova a avanzare Vita Bread trascinandosi Tempesta Lux, ma sono ancora molto indietro, non ammette interferenze. L'allievo di Nando Pisacane percorre la retta di là in 14,6. Vincent Trio sollecitato nella sua schiena, poi Ulassai davanti a Upper Trio. Siamo a metà dell'ultima curva, sempre in vantaggio Tirole Angai, Vincent Trio e Ulassai. Prova a avanzare Vita Bread, ma il ritmo è ancora tagliagambe, 15-1, retta d'arrivo, in vantaggio Tirole Angai attaccato da Vincent Trio. Ultimi 100 metri, Tirole Angai si difende in scioltezza da Vincent Trio, comunque buon secondo al terzo Ulassai, 29,5 a chiudere, 14,4 la retta d'arrivo, 1,14,8 la media al chilometro. Tirole Angai, il tedesco di Paolo Romanelli della scuderia Stalambgagro, guidato da Ferdinando Pisacane, vince da battistrada e da favorito alla quota di 1,77 per il figlio di Varenne. Buon secondo Vincent Trio sempre nella scia della battistrada e terzo Ulassai grazie alla terza posizione ottenuta dopo 200 metri.